E quanta gente ci sta? Buongiorno a tutti, bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, fossimo maliziosi stamattina titoleremmo Tana per Giuseppi, ma non essendo noi affatto maliziosi, tanto più su questa vicenda, ci limitiamo a riferirvi la cronaca e a notare come Giuseppe Conte è per l'ennesima volta un uomo fortunato, perché verrà tolto dalla condizione di imbarazzo in cui lui non si è mai sognato minimamente di mettersi, e vi prego, chiunque abbia quest'idea maliziosa, di scollegarsi al momento, perché qui rifugiamo la malizia. Sta di fatto che era in una condizione di oggettivo imbarazzo, ma da cui fortunatamente verrà rimosso e potrà serenamente agire di conseguenza. Ci riferiamo ovviamente alla vicenda della commissione d'inchiesta parlamentare sulla gestione dell'emergenza Covid, che al momento si scontra con un lievissimo limite, no? Cioè il fatto che, dice uno testardamente aggrappato alla logica elementare come il sottoscritto, c'è una commissione d'inchiesta sull'emergenza Covid, la persona più interessante in assoluto da audire, non per attaccarla frontalmente né per lodarla acriticamente, per audirla è il gestore in capo della suddetta emergenza, cioè l'allora Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Fin qui siamo veramente all'ABC. Purtroppo fino a ieri sembrava questa cosa non potesse accadere, perché per una serie di sfortune incredibili Giuseppe Conte siede nella medesima commissione e quindi formalmente, secondo prassi consolidata, non può essere ascoltato un esaminatore in veste di testimone per un abbastanza verosimile conflitto di interessi, diciamo. Sembrava ci si arenasse su questa sfortuna che permetteva a Conte di non essere audito dalla commissione sull'inchiesta Covid, ma la notizia di ieri sera, che oggi trova ampio rimbalzo su tutti i giornali, è che i presidenti di Camera e Senato, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa, hanno fatto un passo non banale. Hanno infatti rilasciato una nota comune dove chiariscono un attimo la questione e aprono delle prospettive. Dicono infatti: l'audizione di un parlamentare in carica da parte di una commissione parlamentare d'inchiesta non risulta preclusa in via generale ed astratta. I presidenti di Senato e Camera ricordano che la prassi vigente è volta a non consentire l'audizione da parte della commissione d'inchiesta dei loro componenti, ma dicono, stante la situazione di stallo venutasi a creare nelle commissioni antimafia e Covid. Nella commissione antimafia c'è un problema analogo che riguarda Cafiero De Rao e Roberto Scarpinato. Siamo sempre in zona 5 Stelle, sono sfortunati da questo punto di vista. I presidenti La Russa e Fontana confermano la disponibilità a convocare le giunte per il regolamento per un necessario approfondimento. Cioè dicono, approfondiamo perché c'è una situazione di stallo non dovuta alla volontà di nessuno, e quindi siamo pronti ovviamente a capire se ci sono delle soluzioni. Non solo, ma aggiungono i due presidenti, ove invece emergesse la disponibilità dei componenti delle commissioni a dimettersi per il tempo necessario ad essere auditi, le presidenze sarebbero fin da ora pronte a rinominare gli interessati non appena concluse le audizioni, proprio perché è chiara nel caso di specie la buonissima fede di Giuseppi. I presidenti di Camera e Senato li vanno incontro e gli dicono, manifestano la disponibilità a rinominarlo nel caso lui si dimetta temporaneamente per essere audito senza questi screzi formali o questi anche sospetti di conflitti di interessi o insomma di qualcosa di irrituale. Cioè li manifesta, dicono dimettiti tranquillamente, ti fai audire per spiegare, scusate, la illuminata, efficientissima dal tuo punto di vista legittimamente gestione dell'emergenza Covid, poi puoi essere addirittura rinominato. Ovviamente, essendo Giuseppe Conte convinto della bontà della sua allora azione di governo e minimamente interessato a sfuggire a una semplice audizione in una commissione politica, non c'è niente di giudiziario, siamo sicurissimi, se non sono già arrivate mentre stiamo parlando, e nel caso verosimile me ne scuso, ma comunque siamo sicurissimi che arriveranno a breve le sue dimissioni dalla commissione per essere audito e spiegare le sue inattaccabili ragioni.
anche rispetto a elementi di merito emersi. Ci sono anche oggi sui giornali in questi giorni diciamo che non è che scomodano la sua responsabilità personale, ma che raccontano che in quella stagione andarono in scena indubbi sprechi rispetto a come agivano altri paesi, intermediazioni parecchio gonfiate, insomma, dove lui può raccontare, no? Non è che sia, come dire, un imputato, è una commissione politica. Lui non vorrà senz'altro sfuggire a questa situazione, era stato sfortunato per cui aveva un inghippo formale che gli impediva di non sfuggire, ma ora i presidenti di Camera e Senato gliel'hanno risolta e quindi, ripeto, arriveranno a brevissimo. Nel caso interromperemo la programmazione canonica per darvi conto delle imminenti, sicure che ha sempre voluto dare, dimissioni di Conte dalla commissione per farsi audire dalla commissione medesima. Grazie a tutti. Mentre aspettiamo le imminenti dimissioni di Giuseppi, rimanete con noi perché a breve c'è la nostra intervista settimanale.